Allora, abbiamo fatto una... Ehi, attenzione però qua perché sotto potrebbe essere veramente molto delicato. Allora, abbiamo fatto una breve pausa, abbiamo trovato alcuni fioi, molto gentili, molto simpatici. Abbiamo fatto una Non ho lunga paura dallo chiacchierata smaltetto, ma ho paura di e chiudere. adesso si ricontinua con l'indagine. Adesso siamo entrati in un'altra struttura ancora. Niente, è arrivato il filo. Mi ha lanciato il filo addosso. Sono spaventato. Adesso siamo entrati in un'altra struttura e continueremo la nostra indagine. Night shot. Si vede dai conservativi. Un attacco. Sì, a quanto abbiamo potuto constatare, comunque quest'isola è punto di ritrovo per tanti giovani che vengono qua a svagarsi sostanzialmente, a passare una serata in compagnia. Niente di male, insomma. Però è frequentata. Sembra addirittura ancora buono come muro qua. Sì, ma guarda Come anche il pavimento. Il pavimentazione. Sì, sì. pavimento è ottimo. Guarda sto corridoio. Questo è l'edificio più bello. Di tutta l'isola. Penso che Sì, forse sono le scale, sai. l'attrezzatura. Qua c'è una scala che va su. E quelle qua le scale. Questa è la scala che avevamo visto con... Sì, sì, che era però dell'altra palazzina, vedi? Sì. Ci arrivavamo da lì. Conviene cominciare a pensare di mettere un po' di attrezzatura. Sì, qua sì. Secondo me. Cosa metto? Una 4K Adesso metto la 2.7. con i 3 piedi. GoPro, fototrappola, cosa mettiamo qua? Ok. La fototrappola la posso ritirare fuori? La posso mettere qua nel corridoio? Sì, possiamo. Dividiamoci in aree. Qua al centro. Uno sta alla fine, uno sta all'inizio, uno sta al centro, facciamo un po' di domande. Cosa dite? Certo, ci sto. Secondo me. Tu dove stare, Dida? All'inizio. Ma io posso stare anche al centro. Va bene. Ok. Sento un rumore di L'ho qualcosa. sentito anch'io. Ed era qua vicino più o meno. Sembrava verso dove Fabio. Tu hai accidentalmente spostato qualcosa che ha fatto rumore? No, Perché ho sentito come qualcosa spostarsi. no, io no. È tipo un ting. No, sono stato meno attento a non fare rumore perché stavo appunto facendo delle È domande. anche difficile qua fare rumore perché... Perché comunque è buono sto momento, non è cominciare.
Allora, c'è qualcuno qui? Stai facendo rumore, Dida? Stai facendo rumore tu? Sì, sto facendo il rumore che ho piazzato l'autostrada. Ok. Se c'è qualcuno qui può gentilmente comunicare con me? Ho un registratore in mano su cui potete comunicare. Mi sposto di qua, un po' più lontano da Dida. Se c'è qualcuno qua, può farsi sentire in qualche modo? Tu stai continuando a parlare, Sì, ma vado bassissima voce. però tu adesso poco fa stai parlando. Sì, a Oh. bassa voce, sì. Io di là non posso proseguire perché di là è tutto parlato. Ah, tu vieni di qua, io vado di là. C'è qualcuno qui con me in questo momento? Se sì, può farsi capire in qualche modo? C'è qualcuno qui? Potete parlare a un registratore con cui posso sentire la vostra voce, se avete qualcosa da dire. C'è qualcuno che ha detto qualcosa?
Aspetta che ho sentito uno dei passettini qua. No. Sono completamente da solo, non c'è nessuno vicino a me degli altri due gruppi. Mi sembra prima di aver sentito qualche bisbiglio, non vorrei sbagliarmi, e qualche passetto. Mi sono affacciato prima alla porta ma non c'era né Dita né Fabio. Ricontrolleremo poi. A me prima, penso fossi dall'altra parte di qua, ho sentito dei passettini, sono proprio dei passettini, e io sono uscito per vedere se c'eri tu, ma tu non c'eri. No, io sono seduta qua da un po' perché mi segnalava qui, aspettavo che andassero qui i ragazzi. Sono andando via adesso. Sì, Andando via adesso. infatti stavo aspettando che andassero via per mettermi in una stanza seduto, che ne so, fermo. Ora parli il tipo con la ragazza inglese, dobbiamo essere soli subito. Sì, appunto. E chi ci fa scoppiare i thermos? Io faccio una roba di questo genere, visto che ho trovato un posticino adatto. Guarda che bene. C'è qualcuno qui? Bianca? Aspetta. 22, 22. Io ho dovuto stoppare questo brano perché allora, chiunque ci sia qui può rispondermi cortesemente. Come ha fatto prima. Posso chiedere gentilmente chi è Bianca? C'è qualcuno che può cortesemente rispondermi? Avete avuto la prova che riesco a sentirvi in qualche modo. Potete interagire con questo registratore per parlare e dire qualcosa.
che eri un malato qua dentro. Eri un anziano. Sarei curioso di sapere di più sulla storia di chi vive ancora qua dentro, tra queste mura. Potete confermarmi che non sono da solo qui dentro? Sono da solo in questa stanza? Hai fatto tu rumore? Puoi farmi capire che sei più vicino a me? Allora ti dico due parole. Questa isola ha delle leggende. E penso voi le sappiate. Beh, non sto qua a ripeterle. C'è qualcuno che mi può dire che se sono vere o false? Anche solo dicendo vero o falso. C'è qualcuno che per favore può comunicare con me in qualche modo?
oppure ci ha rotto qualcosa sulla riva. Allora, lo richiedo. Sapete qualcosa di qualcuno che ci ha rotto una bottiglia sulla riva? Vi faccio la domanda. Qualcuno ci ha rotto qualcosa a noi? Sapete chi è stato? C'è stata molta sofferenza qui dentro. Posso chiedere chi è Bianca? C'è qualcuno che ha voglia di comunicare in qualche modo con me?
C'è un bambino qui con me? Io ho sentito qualcosa tipo... Come ti chiami, bambino? È un bambino, quindi giocherà con questa. Se vuoi giocare, c'è una pallina lì per terra che puoi usarla. Se la tocchi si illumina. Se vuoi giocare basta che la tocchi e si illumina. Allora, come faccio io? Faccio così e lei si illumina. Hai visto? Fa tanti colori. Non devi aver paura. Ma ti dà acceso gli incensi? Sì. E io ho catturato un'altra voce dove c'è una voce chiara che dice è un bambino. Minchia. Minchia. E quindi io ho messo la pallina. Bravo. Se c'è un bambino qui dentro e vuole giocare, c'è quella pallina lì. Se la tocchi si illumina e fa tanti colori. E così mi fai anche capire che sei qui con me. Puoi farlo per me. Non sono qua per farti del male, eh. Se sei timido, ti lascio la pallina qua. Così puoi giocarci mentre sono io, va bene?
Hai appena parlato di là? Ho appoggiato la GoPro, forse senti tu come la GoPro. No, no. No, dal lato no. Ok. Dimmi. E farla più o meno qua alla tavola? E farla più o meno qua alla tavola? Qua dice che è un punto che potrebbe essere interessante, e però l'abbiamo sopra la tavola. Devo andarla a prendere. È vero anche quello. Potremmo. Perché secondo me... Eh sì, se hai quelle risposte lì, può essere interessante. Beh, a parte che basta andare in fondo al corridoio, c'è il coso. Posso anche andare. Dai, vado a prenderla. Vai tu, vado io. Vai tu. Uguale. Ho lasciato tutto lì, eh? Beh, sto qua allora. Qua in fondo al corridoio, giusto? Sì. Sei già di ritorno. Sei già di ritorno. Sono pipistrello. Ah, vuoi che vada io? Sì, dai. Sei matto. Io spengo un attimo. Sto periodo sono i pipistrelli, trovo. Te la meni? Sì, sì, madonna. Abbassati un po' quando sei. È proprio lì mentre stai quasi per Sì, uscire. sì, basta che mi dai la torcia e... Sì, sì, sì. Qua. Spento. Non è un piccione. Ah no, ma io... Il primo piccione. Sì, sì, l'ho visto prima. Ah no, ma io ho questa. Cazzo ti Il chiedo la primo torcia. piccione. Ah, beh, sì. Il primo piccione che ho visto, ma sicuro. Allora ragazzi, io adesso vado a prendere la tavola Ouija, che secondo me questa è una zona, un punto abbastanza caldo. Dopo i vari EVP che ho sentito, non so se sono venuti fuori in videocamera, però erano belli tosti. Quindi facciamo questo esperimento. Oh, via setto. Infatti cosa ito di andare via. Cancaro. Aspetta che... Scusami. Ma io devo venire a chiederti cosa stai facendo. Qui l'illuminazione è scarsa perché queste torce qua non ce la fanno più quelle. Scusami. Questa torcia è rivolta così. Cosa? Io l'avevo girata così, adesso era così. Si è girata? Si è girata. E quindi monto il laser perché ho poca illuminazione quando devo vedere i file. Almeno tramite il laser posso vedere se c'è qualche tipo di movimento. Perché non ho più fari. Anzi, ce li ho. Anzi, potrei montarlo. Tra un po' direi di fare una pausa, usciamo sul tetto, lasciamo un po' di cose a registrare, che dici? Allora, io adesso, io e Dida facciamo l'esperimento della Ouija. Sì, perché io ho registrato un po' di EVP particolari e quindi io voglio provare la Ouija. E magari, prima facciamo la Ouija, poi pausetta e poi Spirit Box. D'accordo, ottima mossa. Va bene, allora io lascio un'altra luce qui per coprire queste perché a me non mi sembra più. Ok. Allora, cari amici, certo. Allora, cari amici,
Adesso faremo la tavola Ouija, poi pausetta e poi faremo una cosa. Sarà uno dei momenti preferiti di Dida, la Spirit Box. Lei la odia, però la fa. Ciao. Però come ho detto prima, qua ho registrato alcuni EVP un po' interessanti. Uno molto interessante, gli altri diciamo interessanti lo stesso. Quindi secondo me a questo punto vale la pena di essere esplorato e indagato. Quindi aspettiamo il buon Fabio Bonazza che... chiamato anche solo Fabio. È vero. Non mi cognome. Stiamo aspettando la Iena. Ogni volta che c'è il video è... Non mi fa ridere, siamo qua per fare cose serie. Ogni tanto bisogna smorzare la tensione. Dai, riesci studi? Allora? Dove la vuoi fare? Allora, io i VP li ho registrati nella stanza questa. Quindi a me piacerebbe anche provare nella stanza qua accanto. Va bene. Però se io fossi uno spirito mi muoverei anche qua. Nel senso, Chiaramente. non è che devo proprio andare là. Però vabbè, Sì. insomma, Si tenta. La possibilità Qua. di farla qua. Cioè magari, che ne so, è successo qualcosa di particolare qua dentro. Non lo so. Chi lo Dove sa. preferisci te, Michele? Tanto la dovrete fare voi. Va bene. No, parteciperò anche io, ci proverò pure io. Qua, perciò? Allora, ero indeciso se farlo qua dove ho sentito la maggior parte degli EVP o qua. Però poi ho detto, spirito se è là, vengo di qua. Sì, qua forse è più pulito. Ok, dai. Ora mentre voi provate io voglio passarvi anche in termografia per vedere se ci sono degli sbalzi. Io non ho mai provato la Ouija, perché non... Ah, la fai provare a noi tu. Provatela voi due. Dai. No, prima la provate voi due perché voi due siete molto più sensibili di me. Avete una sensibilità maggiore, io lo sai che sono un animale che... Ma non è vero. Non è vero, hai un sacco di energia ma la vuoi rifiutare, non è vero. Cioè, di le cose come stanno. Penso di avere delle capacità che mi spaventano. È che le chiudi. Imitare alle registrazioni quello che devo fare. Ecco. Comunque quella roba mi ha fatto sentire incredibile. Il bianco è favoloso, Il bianco è favoloso. Bianca. Infatti è venuto subito a farmelo sentire. Ho cercato poi, adesso mi sono messo lì, ho provato a andare bianca, c'è qualche bianca, ho usato questo come stimolo. Io mi sono sentita di nuovo chiamare per nome, però io non riascolto mai perché ho paura poi di cancellare qualcosa, perciò riascolterò dopo. Anch'io. A San Francisco farei anch'io, ma ci credi che a me non è successo mai. Io non sono mai riuscito con lo Zoom o a sentire qualcosa in diretta con le cuffie, no, mai. A me sì più di qualche volta. No, io con lo Zoom sì, però non ho il coraggio di mettermi a riascoltare perché ho paura di cancellare. Direi di mantenere una sola videocamera attiva. Ok. Perché ragazzi è l'1:30. Non so voi, ma io sto consumando già quasi praticamente Sì, ogni tutto tipo si sta scaricando. di batteria. Adesso cambierò una batteria a quella. Per la GoPro ne ho ancora 5 di batterie da cambiare. Sto usando- Per la 4K ho altre 3 batterie. Ricordatevi che c'ho anch'io una GoPro. Ricordatevi che c'ho anch'io una GoPro. Ok. Vuoi ammazzare la Infatti l'ho pallina? già tirata direttamente No, è pazzesco perché state continuando a passare e la pallina non si è Esatto. illuminata. Prima invece si è illuminata la pallina e non ci abbiamo fatto neanche caso. Ammetto che sono un po' emozionato. La Ouija l'ho sempre...
la mai uso presa da- in considerazione, ma questa è una cosa, vedi che io ho mai preso in considerazione, ma a differenza dei ghost box varie, queste non l'ho mai usata. A prescindere non le ho mai dato credito, forse un po' anche per paura. Sono le 1:40, me l'ha detto il fantasma. È fantasmina. 1,40. L'1:40 e beh, l'ho già detto prima. Ora ci aggiungeremo a fare Proveremo. la Ouija. Eh sì. Ouija. 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 Io parto dal presupposto che sono sempre stato prevenuto, però a differenza di altre metodologie che ho praticato e usato e di cui non ho avuto fiducia, questa non ho molta fiducia, ma non l'ho mai usata, quindi forse anche un po' per paura, non lo so. Comunque ora proveremo. Io non l'ho più usata da 30 anni perché come la telescrittura ho paura comunque di influire io, perciò non mi dà la certezza. Beh, abbiamo anche messo altre apparecchiature, abbiamo messo 2K2, il RAM, in maniera, la pallina, in maniera che se c'è qualche passaggio di energia, se dovesse esserci, perlomeno magari riusciamo anche a captarlo con gli strumenti, oltre che con le sensazioni. Ovviamente. Che in teoria se arrivasse qualcuno a intercedere tramite la Ouija deve passare per questo. Sì, comunque creerebbe uno sbalzo, ora non lo avvicino troppo perché sennò poi lo sbalzate voi il RAM, quindi deve stare a una certa distanza. Però lo stesso vale per la pallina che tra l'altro prima si è accesa, e da notare che questa pallina qua Sì, infatti si è accesa e Non è- ci abbiamo fatto caso dopo. Esatto. Bisogna fare proprio così, aspetta. Muoverla, sì sì. Esatto. L'ho messo col piede. i primi due che tenteranno questa sperimentazione sono Miki e Dida perché hanno più le palle, quindi io... Sì, ma io sono molto frenata su questa cosa, perciò non so se riuscirò neanche a... perché sono proprio... ho un po' il rifiuto da una trentina d'anni a questa parte, come la telescrittura dicevo prima. Perciò non lo so, proviamo. Allora la temperatura qua mi segna, ok, 28 gradi e 2. No, non mi dà certezza, mi rende più insicura, ecco. È questione proprio di fiducia. E ora io premo. Michele in termografia? L'hai provato? Ok, quello già La pallina la mettiamo più vicino. Ok. No, strano perché io ce l'ho più bassa. Io La pallina è toccata tu. l'ho spostata io perché così era più in vista, altrimenti rimaneva nascosta. Signori, direi che Ok, chiediamo il permesso esperimento Ouija. di poter usare la tavola e a questo punto dobbiamo appoggiare sopra il dito per forza perché non credo che siamo così forti da farla muovere senza appoggiare il dito. Potremmo provarci ma stiamo qua per 2 giorni.